Assessore Zanta, mancano pochi giorni a colori d'inverno, tutto pronto? Sì, direi che siamo pronti, non vediamo l'ora parta questa manifestazione, siamo già alla 14ª edizione e abbiamo tante sorprese in serbo per i turisti, quindi veramente non vediamo l'ora che parta. Tra l'altro qui ci troviamo a Palazzo Barberis, siamo praticamente sotto il tetto, sarà una delle novità di questa edizione. Sì, abbiamo deciso di aprire anche il secondo piano del Palazzo Barberis, quindi la parte ristrutturata, molto bella, dove avremo un'esposizione di quadri, quindi la cultura anche è presente nei mercatini di Natale a Follina. Assessore, possiamo dire che se uno cerca il vero spirito di Natale, la vera magia del Natale la può trovare qui a Follina? Sì, direi che di sì, perché Follina è magica, magica perché è ai piedi di un'abbazia del XII secolo, magica perché è un crocevia della Pedemontana e delle nostre prealpi e soprattutto è comoda per i turisti che possono venire da ogni parte del Veneto senza dover andare nelle Dolomiti. Qui abbiamo delle colline, abbiamo il territorio, abbiamo delle bellissime strutture, delle opere d'arte. Una chicca dell'edizione 2017? Ma guardi, ce ne sono tante perché gli organizzatori, il comitato è stato veramente bravo. C'è una in particolare che è partita dal Tran, che quest'anno abbiamo ripreso, abbiamo lanciato, visto il grande successo dell'anno scorso, che è Chef Folli a Natale. Tutti i ristoratori del comune di Follina propongono il loro piatto della tradizione al 50%, quindi è anche un modo per degustare le specialità gastronomiche di Follina. Beh, abbiamo tante novità, avremo i maestri mascheri alpini di Austria, Italia e Slovenia che saranno presenti al teatrino dell'abbazia. Avremo una mostra d'arte al secondo piano del Barberis, pop art, di pop art, bella da vedere. Avremo una mostra di fisarmoniche sempre all'interno del Palazzo Barberis e molti espositori che interverranno al mercatino. Quest'anno saranno 120 espositori selezionati molto bene dalla nostra giuria di espositori e quindi vi invito a venire a vedere. Ci saranno le solite coreografie, non posso dire niente perché sarà una sorpresa per tutti, quindi venite a vedere perché sarà una cosa bellissima. Tra l'altro questo è un anno anche particolare perché avete dovuto misurarvi con le nuove misure sulla sicurezza che la Prefettura e i Vigili del Fuoco vogliono per le manifestazioni pubbliche. Vorrei ringraziare l'amministrazione comunale e tutti gli uffici comunali che ci hanno dato una mano a risolvere questi problemi. Non è stato facile né per noi né per loro, ma comunque chi viene al mercatino di Follina sicuramente sarà in sicurezza.